In trasferta dalla Lombardia nella Castellana per razziare case e appartamenti. È una banda di 3 elementi altamente specializzata e con una sfilza di precedenti alle spalle, quella sgominata dai carabinieri della stazione di Castelfranco nel giorno di Pasqua. Tratto distintivo del terzetto, l'auto che utilizzavano per i loro fulminei spostamenti. Pluripregiudicati con numerosissimi precedenti penali provenivano da Bergamo, si spostano con auto di grossa cilindrata, in questo caso una Jaguar, con la quale è stato facile raggiungere Castelfranco Veneto. Ad avvisare i carabinieri domenica un rappresentante di 48 anni residente in Borgo Treviso. L'uomo, rientrato a casa dopo il pranzo pasquale, si era accorto di aver subito un furto. La vittima, visto che c'era un rapporto di conoscenza con il comandante della stazione, lo ha subito avvisato. Da lì sono scattate immediatamente le ricerche e poco dopo i 3 nomadi sono stati intercettati a Rosà. Nella fuoriserie dei 3 nomadi, i militari hanno rinvenuto la refurtiva, oltre a numerosi arnesi da scasso e walkie-talkie che utilizzavano per mantenersi in costante contatto tra di loro. Possibile, secondo gli investigatori, che avessero programmato una serie di obiettivi da colpire nella zona tra le giornate di domenica e lunedì, per poi fare ritorno in Lombardia. I 3 nomadi, rispettivamente di 47, 28 e 20 anni, si trovano tutti in carcere a Vicenza.